Ciao bellezze, questa è una puntata un po' particolare, premettendo che molto probabilmente con l'aver smesso di fumare, diciamo, è aumentata la mia permalosità in una maniera incredibile. Premesso questo, volevo farti capire un po' meglio come funziona il canale, per quanto nel tempo io abbia già seminato varie briciole che portassero a capire la realtà delle cose in generale e più precisamente anche di questo canale, no? Sì, no, nella vita di tutti i giorni mi ritengo molto fortunato perché c'è gente che veramente non riesce a prendersi neanche da mangiare, li vedi lì che rovistano nelle immondizie per prendersi da vestire, da mangiare, eccetera, eccetera. E io invece mi considero molto benestante, da mangiare non mi è mai mancato, non ho mai fatto mancare niente alle persone a cui tengo. Contemporaneamente, insomma, posso permettermi anche un po' una bella vita rilassata dove ho il mio tempo da dedicare a me e contemporaneamente, insomma, riesco anche a mantenermi lavorativamente parlando. Però, incredibilmente, non riesco a far contente alcune persone che si aspettino che io, come ho detto più volte, giri il mondo di continuo. Io ci ho anche provato. Con Scarosso per carità era molto più facile perché andava a olio di semi, ma è proprio questo il punto. Io ogni volta che mi fermo a un distributore, no? Cioè quando prendo e dico vado, no? Come cioè, lo stereotipo, il full timer che è sempre in giro, gira il mondo e tutto quanto, no? E io ok, prendo, vado, però purtroppo questo camper ha ma tutti, fidati tutti, hanno questo difetto che il gasolio si consuma man mano che tu vai avanti. Incredibile, ma è così. E allora vado in un distributore, però anche lì, maledetti, proprio venali, cioè loro non ti danno il gasolio se tu non gli dai i soldi. E tra l'altro il gasolio costa anche tanto perché per fare tipo un metà pieno così devi buttare 40 euro, cioè quindi... E ora arriva il punto, quei 40 euro, mi suggerisci dove trovarli? Perché io lavoro e con i soldi del lavoro riesco a pagare tasse e il GPL al camper e da mangiare, tutte le visite mediche, il dentista, le robe del cane, il mangiare del cane, tutto quanto. E quello non è un problema, mi arrangi, ma per soddisfare sta rottura di coglioni di dover per forza girare, che mette anche ansia dopo un po', perché dice porca puttana, uno non potrà fare quel cazzo che vuole. Come facciamo? Dove li troviamo quei soldi? E allora lì mi è venuta la brillantissima idea. Allora, siccome io vivo benissimo così, no? Cioè che vado in giro quando ho voglia, cioè sono andato in Francia perché avevo voglia, sono andato nei Balcani perché avevo voglia, non mi sono mosso in certi periodi perché non avevo voglia, sono andato in Sud Italia perché avevo voglia, eccetera, 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 eccetera. Quindi io ho detto, quelle persone così scontente, no? Che sta là a puntigliare, a punzecchiare, no? Che me muovo da Jeso qua in giro intorno, ma se il problema è solo esclusivamente di soldi e basta, ci si può mettere d'accordo. Allora mi scrivete, ovviamente solo queste persone intendo, su sponsor chiocciola le puntine del mondo, facciamo un attimo i calcoli, mi dite dove volete che io vada, volete che vada, torno in Macedonia, torno in Grecia, vado in Francia, in Spagna, in Portogallo, dove volete, ok? E niente, la facciamo un po' i calcoli di gasolio e un po' anche insomma l'usura del mezzo perché purtroppo vedi ho cambiato le gomme, sono 600 passa euro e devi fare tagliandi e robe e ti dicono 1000 euro come ridere, a parte i lavori che ovviamente mi fanno gli amici che quelli ringraziando Dio sono ancora gratuiti. Insomma facciamo un po' sti calcoli qua e vediamo. Ah, più almeno 80 euro al giorno perché se io devo prendere e andare via tipo quella volta in Grecia siamo stati un mese e mezzo e io non ho più tempo e energia per lavorare quindi non solo devo mantenere il viaggio ma devo mantenere anche me stesso, ok? Quindi le mie solite spese, il mangiare del cane, che purtroppo qua pancreatite che ha avuto che tocca mangiare scatolette da Skei, ogni volta ordini di 300 euro di scatolette e quindi facciamo così, un 80 euro al giorno per che io smetta un attimo di lavorare perché passa sempre facile, no? Cioè mollo tutto e vado a fare il giro del mondo, è sta cagata che mi hanno infilato in testa e i tordi ci credono, no? Che d'altronde gli stupidi sono quelli che stanno fermi a lavorare, no? Gli altri furbi hanno capito tutto, hanno detto ma molliamo il lavoro, molliamo tutto e a gratis come per magia si gira il mondo.
E poi ci sono quelli ancora più tordi, no? Che dicono si lavora online. Ma porca puttana, hai mai provato a lavorare online? Oppure se non hai provato, io ho provato, ma se non hai provato, prova tipo a vedere quelli che recensiscono piattaforme tipo Fiverr, eccetera, che sono quei portali dove tu ti trovi lavoretti da fare online, tipo la grafica, la musica, eccetera, eccetera, eccetera. Vedrai che il tempo e lo stress è altissimo e il guadagno in proporzione a quel tempo e stress è nullo. Quindi sì ragazzi, usciamo dalle favole, oppure se vogliamo vivere nelle favole, nessun problema, pagate le favole e io ve le faccio. Eccolo. Oh, baby, understand.